impariamo, Signore, da te, che più grande chi più sa servire. Il catechista risponde ad una chiamata che lo impegna per tutta la vita. Non lo fa soltanto perché gli piace o perché dà un qualche potere educativo. Nel consegnare il mandato in cattedrale, il vescovo ha spiegato che il catechista è una vocazione e per questo è chiamato all'umiltà del servizio e ad essere testimone del Vangelo con la sua vita. Non si può essere catechisti senza aver fede, senza vivere la vita cristiana. Non si può essere catechisti trascurando la messa domenicale, cioè il centro della vita cristiana. Non si può essere catechisti perché non si può essere in questo modo testimoni. Monsignor Tanasini ha poi affidato un compito, un cammino di crescita, ha detto, studiare e conoscere a fondo il progetto catechistico offerto dalla diocesi. Lo chiedo ai sacerdoti, lo chiedo ai catechisti, giovani e anziani, anche agli anziani, perdonatemi se insisto. Abbiate la bontà e l'umiltà di studiare questo progetto, perché fino adesso è stato un po' snobbato, dicendo appunto ma noi lo sappiamo già, noi sappiamo cosa fare. Abbiate pazienza. Se c'è un nuovo progetto, che ormai sono alcuni anni che è stato dato, provato, io vi chiedo di prenderlo sul serio. Rispettare le regole sì, ma senza smettere di essere creativi nell'annunciare la parola. Il vescovo, infine, ha ammesso di nutrire un grande affetto per i catechisti e li ha ringraziati per il servizio. Grazie per l'impegno che profondete, per il tempo che donate, per la fatica